È strategico far sì che le nostre aree interne diventino e restino in qualche caso anche appetibili per viverci ed operare. Già nella programmazione comunitaria del 2014 come regioni spingemmo molto per far sì che ci fossero fondi destinati alle aree interne, poi che è diventato comunque un tema diffuso anche nell'operatività di tanti ministeri. Puntare troppo su aree metropolitane o su centri urbani veramente può diventare un problema sia per la tenuta di un territorio, sia per la gestione idraulica e idrogeologica di chi deve vivere e mantenere zone che invece dal mio punto di vista, ripeto, sono strategiche per il futuro del Paese e del Veneto in particolare. Lo studio che presentiamo oggi rappresenta proprio le problematiche delle aree interne e aree periferiche. Riscontriamo che c'è un problema demografico a livello di popolazione, ma non solo, anche a livello di aziende, e questo comporta il fatto che la sostenibilità dei servizi viene a mancare. Con la mancanza dei servizi chiaramente anche la popolazione stessa tende ad abbandonare le aree più periferiche e questo comporta un problema ricaduto su problemi anche di ordine idrogeologico, mantenimento del territorio, presidio sociale all'interno dei singoli territori, pensiamo anche al ruolo che ha l'agricoltura, che ha il piccolo commercio e soprattutto che ha il piccolo artigianato che noi rappresentiamo, che diventa presidio sociale in quelle aree per mantenimento di una società che continui a essere società viva e che consenta alle persone di vivere tranquillamente. E lo studio rappresenta proprio la fotografia della situazione attuale che abbiamo esteso assieme alle regioni Emilia-Romagna e Lombardia in un'area più vasta. Chiaramente noi ci concentriamo sui problemi del Veneto e riscontriamo tutta l'area montana della provincia di Belluno, tutta l'area del Delta del Po, la zona del Rodigino, la zona montana dei 7 comuni di Asiago rappresentano chiaramente le problematiche maggiori da questo punto di vista. Riscontriamo in queste aree un calo maggiore della popolazione, un calo maggiore anche degli occupati, delle aziende. Ecco che noi come corpo intermedio siamo chiaramente interessati a far sì che i decisori politici propongano soluzioni e investimenti, iniziative affinché questo trend possa essere cambiato, si possa trovare anche attrattività nel vivere in queste zone periferiche che, se dotate delle opportune tecnologie e degli opportuni servizi, consentono a famiglie anche giovani, nuove, di poter insediarsi, vivere, crescere in un ambiente comunque sano, pulito, con l'aria buona. Certo è che se mancano i servizi di base, dai servizi tecnologici, ma non solo, parlo dell'istruzione, parlo della sanità, questo tipo di possibilità viene a mancare. Quindi bisogna insistere su questo affinché appunto anche le aree periferiche siano dotate del minimo necessario e di più per vivere tranquillamente. Le aree periferiche si contraddistinguono sostanzialmente per una distanza notevole dai poli urbani che erogano i servizi essenziali, quindi la sanità, l'istruzione e i trasporti. E queste aree in Veneto sono localizzate soprattutto nella montagna e si contraddistinguono per un invecchiamento della popolazione molto marcato e più veloce rispetto al resto della regione, per un calo demografico notevole e per un calo della natalità, quindi questi sono i fattori sociali. Nel territorio le vocazioni economiche sono legate soprattutto all'agricoltura, al turismo, alla ristorazione e alle costruzioni. Queste sono le vocazioni economiche principali. In questi territori delle aree periferiche l'artigianato comunque ha un ruolo molto importante. Artigianato e anche piccole imprese sono una parte fondamentale dell'economia locale. I comuni sono di piccola dimensione e quindi si caratterizzano per costi pro capite elevati. E questo genera diseconomie di scala che in qualche modo acuiscono la crisi dei piccoli comuni collocati nelle aree interne nell'erogazione dei servizi. Quindi anche nello studio viene indicato come possibile via la strada delle aggregazioni attraverso il potenziamento delle unioni di comuni o anche la strada delle fusioni.